Un ragazzo di appena 23 anni, Davide Zane, residente a Burano, è morto in un incidente stradale a Cavallino Treporti. L'allarme alla sala operativa dei Vigili del Fuoco è stato lanciato poco prima delle 4 di mattina. Un'automobile con a bordo 3 giovani è uscita di strada finendo nel canale che costeggia via Saccagnana, nei pressi del cimitero. I 2 passeggeri che viaggiavano con lui sono riusciti a uscire dalla macchina e a mettersi in salvo a nuoto. Arrivati a bordo strada, sono riusciti a fermare un automobilista che ha subito allertato i soccorsi. L'automobile con a bordo lo sfortunato giovane nel frattempo era affondata nel canale. 2 ore più tardi è stata individuata dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco che con l'autogru arrivata da Mestre hanno ripescato la macchina. Nel frattempo era stato riportato a riva il corpo senza vita del 23enne. Oltre ai sanitari, sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi che dovranno stabilire le cause del tragico incidente che ha spezzato la vita del giovane buranese.